Buonasera a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena. Sono prossimi al via i cavalli della prima corsa, prova per 6 puledri di 2 anni. Il numero 1 2 Breed Roberto Vecchione, 2 Delfine SL Andrea Farolfi, 3 Diamante BFC Antonio Di Nardo, 4 Douglas K VP dell'Annunziata, 5 Diana Indal Andrea Esposito, 6 Diva Indal René Legati. Autostart che entra addirittura, parte piano Douglas K, parte con calma anche Diva Indal e si parte con Delfina SL che cerca di contenere Diana Indal, mentre Diamante BFC si accomoda alla corda. Sulla prima curva in vantaggio Delfina nei confronti di Diana che galoppa e lascia così sola al comando Delfina SL nei confronti di Diamante BFC. In terza posizione 2 Breed, squalificato. In quarta c'è Diva Indal, alla retroguardia galoppa anche Douglas K. I primi 200 passati in 15,4 da Delfina SL, Numero che in vantaggio 4, rallenta Douglas drasticamente K, il ritmo Andrea Farolfi, che fa addirittura 18 la dritta di là. In vantaggio Delfina SL va da treno, ripetiamo, numero sposta al largo 5 Diana e Indal, cerca di andare subito squalificato. a far cambiare registro alla leader Diamante BFC, perché stava fermando davvero troppo Andrea Farolfi. 17,6 la curva di sinistra, 51,1 i primi 600 metri di corsa. Delfina SL in vantaggio nei confronti di Diamante BFC, 2 Breed in terza posizione, sposta al largo Diva Indal che cerca di passare su 2 Breed e di portarsi sulla testa della corsa. Si accelera ora un 15,6 davanti alle tribune, comunque 33,2 la seconda frazione dopo un 33,5. Delfina SL in vantaggio, prende però l'uscita dei trattori e così rimane al comando Diamante BFC nei confronti di 2 Breed, di Diva Indal. Delfina SL che si deve riorganizzare dalla prima e passata quarta e continua a prendere tutte le uscite che ci sono. In vantaggio allora Diamante BFC nei confronti di Diva Indal, poi 2 Breed, poi ancora Delfina che ormai è distante, staccata. 14,6 la dritta di là per Diamante BFC che è in vantaggio nei confronti di Diva Indal al largo e di 2 Breed lungo i birilli. La curva finale con Diamante BFC che guadagna qualcosina nei confronti dell'avversario. La retta d'arrivo 15 per l'ultima piegata, in vantaggio Diamante, prova ad attaccare 2 Breed al largo Diva Indal. Diamante si difende, 2 Breed che torna all'attacco. Diamante in vantaggio nei confronti di 2 Breed. Diamante BFC che porta a casa il debutto vincente nei confronti di 2 Breed. Al terzo Diva Indal a precedere ancora Delfina SL. 29,5 gli ultimi 400 metri di corsa. Diamante BFC, il debutto vincente della figlia di Timo Co e Uma Francis, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, Roberto Bonvicini. Il successo in percorso a seguire Delfina SL che poi si è autoeliminata. 2 Breed ci ha provato nel finale ma si è difesa. Diamante BFC che ha tenuto la leadership e quindi la vittoria sul palo. Al secondo 2 Breed, al terzo Diva Indal.